Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un nuovo giovedì, un nuovo appuntamento con le stelle. Ben ritrovati nell'oroscopo di Radio.0. Andiamo a sentire come ci illuminano le nostre stelle oggi. Un buon ascolto. Amici dell'Ariete, per voi oggi ci sarà una corrente di affetto tra tutti i componenti della famiglia. Il merito sarà tutto vostro. Troverete soluzioni che andranno bene a tutti. Guardando al di là delle apparenze, vi accorgerete di avere accanto delle persone davvero speciali. Toro, mentre il sole si stringe affettuosamente a Nettuno, anche voi aprite la vostra anima al partner. Sarà un sollievo per voi e un gradito dono per l'amato. Se avete bisogno di un consiglio su come procedere nei prossimi passi, ricordate che può darvelo solo chi ha più esperienza. Gemelli, la luna intreccia un abbraccio amoroso con Venere e diversi pianeti del vostro cielo. Non state sognando, le belle cose che vi accadono sono tutte vere. Dimostrerete le emozioni senza timore oggi, sarete spensierati e conquisterete il cuore di chi ha catturato il vostro. Cancro, l'amore procede tranquillo, ma non appiattitevi nel solito tran tran quotidiano. Se siete soli, non sottovalutate una nuova e intrigante conoscenza. Un buon riposo fisico e mentale inoltre cancellerà i malesseri che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi. Leone, con Giove e Saturno contrari tendete a essere un po' polemici, a farvi saltare la mosca al naso per niente. Siate meno suscettibili e rilassatevi. Confidate le vostre preoccupazioni alla dolce metà senza temere fraintendimenti o pregiudizi. Vergine, l'equilibrio di coppia è un po' in bilico, vi lasciate prendere da considerazioni e paure che rischiano di portarvi lontano dalla realtà e dal partner. Urano è vostro amico, continuerete a introdurre novità nelle vostre attività e a consolidarle nel modo dovuto. Bilancia, camminerete sulla vostra strada mentre intorno tutti cercano di distrarvi. Con Giove propizio la fortuna è dalla vostra parte, procedete con decisione. Continuerete a mettere legna sul fuoco dell'unione con l'amato, valorizzando ancora di più i progetti comuni. Scorpione, Nettuno benevolo continua a promettervi brillanti profitti in ogni settore. Sarete messi in condizione di esprimere il vostro senso artistico e la fantasia. Potrete sfuggire alla noia della routine, seguendo l'idea estrosa di un amico creativo e simpatico. Sagittario, con il partner proverete a conciliare esigenze diverse. Una persona potrebbe mostrare un forte interesse per voi, ma non sarà abbastanza convincente. Alcuni problemi continuano a non allentare la presa, tanto vale tirarvi su le maniche per risolverli. Capricorno, non fatevi condizionare dalle apparenze. Superando certi pregiudizi scoprirete con meraviglia accanto a voi delle persone veramente speciali. Fate la saggia scelta di dare retta al bisogno di riposo, anziché buttarvi in piacevoli ma stressanti attività. Acquario, grazie alla luna in Gemelli in trigono a Saturno nel segno, riuscirete a ottenere l'appoggio di chi vi ama molto più facilmente di quanto avreste creduto. Con Giove e Saturno congiunti, inoltre, saprete fare i passi giusti al momento giusto e nella giusta direzione. Pesci, disturbati dalla luna in Gemelli, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'indecisione, a sbilanciare l'umore e bisticci con un familiare troppo insistente. Sensibili e intuitivi più che mai, vi basterà una parola per comprendere al volo ciò che è scritto tra le righe. E tutto quindi per questo giovedì dalle stelle di Radio.0. Noi ritorniamo domani, intanto vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0